Seconda corsa dal Savio di Cesena. Si comincia con la prima prova del Super Frustino Tommaso Grassio World 2022. Sono in 9 al via perché non corre Daphne Caff, quindi punti per Roberto Ruvolo, che però non avrà la possibilità di giocarsi le sue chance. 1 Diamante Col, 2 Ducan, 3 Dulcinea di Casei, 4 Diamante Dorial, 5 Divina Breed, 6 Desideri, in seconda fila 7 Dylan Chris, 8 Denzel dei Daltri, 9 di Kiki Alor. L'autostart che inizia a prendere velocità si ritrae dal 6 Desideri e si parte con la rottura da parte di Diamante Col, la rottura anche da parte di Dulcinea di Casei che si rimette al volo, ma ha perso ovviamente la partenza. Va il comando Diamante Dorial nei confronti di Divina Breed allo scoperto. Poi lungo lo steccato Ducan insiste e passa Divina Breed che ottiene il via libera da Diamante Dorial della leader dopo 200 metri in 15,8, mentre si muove dallo steccato Dylan Chris. I primi 400 metri in 32,2 per Divina Breed, che rallenta drasticamente l'andatura. Sposta Ducan di fuori dalla terza posizione allo steccato, anticipando di Kiki Alor, terza allo steccato è Dylan Chris. Poi via via gli altri dopo 600 metri di corsa passati in 49,5. Divina Breed in vantaggio, in controllo. Continua ad andare piano, nessuno muove al largo se non Desideri, che va in terza ruota dal fondo del gruppo, cerca di risalire finché si va piano. 1,5 anche questa volta, si continua con corse ipertattiche. Divina Breed in vantaggio, sempre secondo la corda Diamante Dorial, di fuori Ducan, in terza ruota proteso Desideri, il chilometro in 1,21,3 per Divina Breed che ora deve accelerare perché Ducan all'esterno inizia a mettere pressione, si muove anche Dulcinea di Casei dalle ultime posizioni, lei che viene da rottura mentre crolla allo steccato Diamante Dorial, 14,2 di là, Divina Breed che prende vantaggio nei confronti di Ducan, quindi sempre di Kiki Alor, e in mezzo alla pista Desideri, prova a riprendersi invece Diamante Dorial, mentre c'è la rottura di Desideri, la retta d'arrivo con Divina Breed che si allunga e vince nel più facile dei modi. Tutto in mano Tommaso Gambino che apre la serata, vince con Divina Breed, al secondo posto Ducan, al terzo per le vie brevi Dylan Chris, precede Denzel dei Daltri. 1,17,3 ragguaglio cronometrico, 28,9 a chiudere, tutto facilissimo per Divina Breed. Tommaso Gambino per il training da programma di Giuseppe Conticelli, l'azienda agricola Purlari alla proprietà della figlia di Man of Many Mission che raddoppia in poche ore il successo ottenuto a Modena, vince questa volta in cost to cost. Nessun problema, Tommaso Gambino lo rivediamo nelle immagini, comodo in salchi. Una volta sfilato ha dovuto soltanto andare in mano tutta strada, vince nettamente. Al secondo posto Ducan con Filippo Gallo che prende preziosi punti, al terzo il 7 di Dylan Chris, poi l'8 di Denzel dei Daltri, il 4 di Diamante Dorial.